Oggi Pasquetta del 2020 non arriverà nessuno a poter giocare alla Righea perché è impossibile muoversi di casa, sarà deserta. Su questa posizione qua i massi sono messi una trentina d'anni fa, la rinnoviamo ogni anno, ma rimane sempre qua. Quando ero ragazzo io, ogni borgata aveva la sua Righea. Era una tradizione, un modo di vedere un gioco, il gioco pasquale. Usavano uova particolari, più la punta lunga ha e più di lato va. Questa andava bene, lavoravano di lato, erano chiamate qua in dialetto da banda. Questa qua è più adatta da centro. Giocatori professionisti, diciamo, avevano la serie di uova proprio per andare a fare il gioco che serviva a loro. Beh, non è proprio con la scopa il massimo, ma insomma. Negli anni 70 era quasi una vergogna giocare alla Righea perché ritenevano un gioco da dimenticare e non da ricordare. Adesso invece lo facciamo proprio per ricordare quegli anni. Non è interpretato come allora, però almeno si tiene viva sta cosa.